Lei dice che è un po' una costruzione anche, si cerca di scavare una fossa politica attorno al ministro Nordio. Lei vede questo come tentativo, che sarebbe un tentativo di indebolire ulteriormente il governo? Ma mi pare che sia abbastanza chiaro che le forze politiche di opposizione stanno tentando di mettere in discussione il ruolo del ministro Nordio. Ma ripeto, il ruolo del ministro Nordio è marginale in una vicenda di questo genere, perché non è lui che fa l'istruttoria di fondo. L'avvocato Maurizio Paniz non lascia dubbi sul ruolo del ministro Nordio, attaccato in queste ore per il caso di Nicole Minetti. Non spettava a lui istituire un'istruttoria per verificare che le lettere inviate al Quirinale per chiedere la grazia fossero veritiere. Le dimissioni, quindi, che da più parti a sinistra si chiedono, sono fuori discussione. Non è che io devo difenderlo in modo particolare, il ministro Nordio si difende da solo in una vicenda di questo genere dove la sua responsabilità è assolutamente molto molto marginale. Non è che può rispondere il ministro per le relazioni che sono state fatte da un'attività magistratuale come quella della dottoressa Nanni. Una difesa dell'Italia che l'avvocato estende anche al caso di Cram Montanà, una tragedia immane che oggi chiede un vergognoso prezzo in denaro a chi ha pagato con la vita umana. Chiarissimo quello che la Svizzera avrebbe dovuto fare, mentre, sottolinea l'avvocato, nessuno in Italia deve pagare. Diciamo subito che siccome si tratta di un evento straordinariamente eccezionale, avrebbe dovuto essere trattato in maniera straordinariamente eccezionale anche dal punto di vista giuridico, cioè avrebbe dovuto essere preso in mano dalla Confederazione Svizzera con un provvedimento ad hoc specifico che faceva carico alla Svizzera l'onere di tutto ciò che era conseguente a questa immane tragedia, salvo poi la Svizzera rivalersi sul responsabile o sui molti responsabili. Per cui ha fatto molto bene il governo italiano a muoversi attraverso il suo ambasciatore, a fare le dichiarazioni che hanno fatto fino a questo momento, a dire non ne parliamo neanche, noi non scendiamo sul vostro terreno perché noi siamo l'Italia e l'Italia è sempre stata all'avanguardia da questo punto di vista. Abbiamo dato delle prestazioni, benissimo, siamo onorati di averle date anche a cittadini svizzeri. La Svizzera prenda esempio da noi e faccia la stessa cosa con riferimento alle cure e alle attività che ha prestato a favore di cittadini italiani.